Per Agrigento 2025 si inaugura questa bellissima mostra, Una vita da scienziata. Quale obiettivo si prefigge? Beh, è una mostra molto significativa, intanto in concomitanza con la Festa della Donna e sappiamo, dico io che sono una donna e che ho fatto un mestiere tradizionalmente da prefetto, da uomo, cioè quello di prefetto, e oggi lo dirò che inizialmente era proprio inibito alle donne, quindi per me è un orgoglio essere qua e inaugurare questa mostra per un duplice motivo: perché sono donna, perché sono presidente della fondazione, perché ci stiamo molto impegnando perché tutta l'attività di Agrigento 2025, capitale della cultura, vada in porto e sia un successo. Questa è una mostra che è nata alcuni anni fa nell'ambito di un progetto molto più ampio della Fondazione per sostenere quello che viene chiamato, il gender gap, cioè quindi mettere in evidenza quelle che sono le differenze che tuttora esistono tra opportunità di lavoro, opportunità di carriera nel mondo femminile rispetto al mondo maschile. Questa è una mostra appunto fotografica che ritrae delle scienziate, quindi persone che hanno ottenuto massimi successi nell'ambito lavorativo, proprio per incoraggiare le future generazioni femminili a intraprendere studi di carattere scientifico, economico, matematico, proprio per chiudere questo gender gap appunto tra maschi e femmine. Sì, oggi siamo qui al Museo Griffo, ringrazio il dottore Capodiretti dell'ASP, ringrazio la Bracco per questa mostra, una mostra significativa proprio sulle donne, sull'eccellenza delle donne, sulla loro professionalità. Penso che sia un tassello importante per il programma di Agrigento 2025.